Su Metapolitica, il fuoriscena del potere, il programma da me scritto e condotto sul canale dell'Identitario, il quotidiano che dà voce a chi non ha voce, abbiamo realizzato un inedito confronto sui fatti di Trieste accaduti nell'ottobre e novembre 2021 nella città giuliana durante le proteste contro il Green Pass. Ospiti sono stati Stefano Puzzer, Ugo Rossi, Dario Giacomini e Lillo Massimiliano Musso. Nodo centrale di questo dibattito è stata chiaramente la ricostruzione di quei fatti e l'interpretazione che ne hanno dato alcuni dei protagonisti. C'è chi ritiene che quella protesta sia stata spenta da servizi segreti attraverso un'opera di divisione e infiltrazione nella manifestazione. Altri invece ritengono che vi fosse a un certo momento il pericolo forte di infiltrazioni nella manifestazione di Black Bloc e Stefano Puzzer e Dario Giacomini hanno raccontato di movimenti strani attorno alla questura in quei giorni. Vi proponiamo ora in questo breve estratto queste due visioni in modo tale che ognuno di voi possa farsi l'idea propria, perché questa è la funzione anche del giornalismo, cioè quella di mostrare diverse posizioni e poi lasciare allo spettatore, in base alla propria sensibilità, alla propria cultura, di farsi un'idea sulla verità dei fatti. Ecco, quindi vi proponiamo in questo momento sul canale dell'Identitario uno spezzone di questa trasmissione che potete ritrovare in misura integrale, chiaramente, nella sua durata di 2 ore sul canale YouTube dell'Identitario. Sentiamo però questo spezzone significativo della trasmissione e il confronto tra Lilo Massimiliano Musso, Stefano Puzzer, Ugo Rossi e Dario Giacomini. Padrone, parlate con i suoi colleghi, parlate con i suoi colleghi, ok? Non andiamo, allora rimaniamo sulle vicende di Trieste, per favore. A un certo punto, quindi da questo tavolo con il prefetto a cui partecipano Giacomini, Puzzer, si ottiene, insomma, ne esce fuori questo incontro con il ministro, la promessa di questo incontro con il ministro, con un rappresentante del governo, poi successivamente verrà indicato nella figura di Stefano Patonelli, Che non da lo fanno allora nemmeno in Piazza Unità, ma lo fanno alla scuola di polizia. lo fanno alla scuola di polizia. Vorrei capire, poi nei giorni successivi c'era un corteo, se non ricordo male, l'organizzazione di un corteo per le strade di Trieste e si parla del possibile arrivo di Black Bloc, di disordini. Vorrei capire se cosa c'è di vero in queste voci Sì. che vengono diffuse e cosa non c'è di vero e ricostruire questo aspetto nella nostra parte finale della trasmissione. Lo chiedo quindi inizialmente a Giacomini. Sì, adesso mi sa che Stefano, se vedo bene, deve essere sul terrazzo di casa sua, perché eravamo, penso lì, quando decidiamo di fare questa 2 giorni, il venerdì la manifestazione, cioè il corteo, e il sabato invece la manifestazione in Piazza Unità d'Italia. E c'è un gran da fare su queste cose, dopodiché il giovedì sera, era un giovedì piovoso, e mi chiama Stefano e mi dice: Vieni subito in questura, annulliamo tutto. E io sono rimasto veramente basito perché erano 4 giorni che lavoravo come un matto, come lui, non è che come tanti altri, tra parentesi, e non si dormiva veramente mai. Io ho dormito per terra per 3 giorni di fila, insomma. E però, insomma, io mi vado lì in questo e lui mi dice: sono state viste delle cose in città per cui c'è il rischio di infiltrazione di una Genova, ma io non voglio la responsabilità che Trieste diventi una Genova. Questa è casa mia, io ci tengo a questa città e alla gente che abita in questa città, e non voglio che qualcuno si faccia male per colpa mia, e si faccia male serio, insomma, che ci scappi il morto. E io ti dico che insomma, sono rimasto veramente scioccato, perché era importante farla, è innegabilmente importante farla. Però mi sono fidato di Stefano, mi sono fidato ancora di più quando poi siamo entrati, ci attendevano il questore, il vicequestore, insomma due lì dentro, e quando Stefano gli dice: non facciamo più la manifestazione il venerdì, loro si guardano in modo strano e insistono per farcela fare.
ma proprio insistono, cioè non si è mai visto Loro che chi? la Scusa, no, Digos, non abbiamo capito bene. Loro chi? la Digos, la questura, insomma, insisteva per dire: ma come non fate la manifestazione? Ma perché? Ma per come? Come non sabato non ci siete? Cioè, quindi, quando ho visto, ma si erano prima di tutto lanciati degli sguardi strani. E lì ho creduto ancora di più alle parole che mi aveva detto Stefano. Aveva detto Stefano veramente, o lui o chi per lui, insomma i suoi colleghi portuali o qualc'altro, perché io non so di Trieste, hanno effettivamente visto qualcosa per cui c'è un rischio reale. E quindi ho detto va bene, venerdì non facciamo il corteo, proviamo a fare solamente la manifestazione statica di sabato, che magari è meno infiltrabile, mentre il corteo, ovviamente, dipanandosi per le vie della città, magari era più facilmente infiltrabile. Ci siamo un po' confrontati, c'era appunto, come ha ricordato Stefano, anche un membro dell'OSE, quindi qualcuno che ha a che fare con le forze di polizia, era un vigile del fuoco, comunque insomma per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti ne conosceva, quindi ci aveva dato alcune dritte, alcune possibilità. E poi invece si decise di annullare anche quella manifestazione. Sicuramente questo ha sgonfiato molto la forza che poteva avere l'incontro con Patuanelli, di cui si sapeva, nel momento in cui venne indicato il nome di Patuanelli, noi continuiamo a chiedere che arrivasse un altro Oppure ministro, perché sapevamo successivamente. benissimo. Sì, sì, il sabato poi ci incontrammo con Patuanelli, il sabato mattina, e eravamo consapevoli tutti che Patuanelli non avrebbe potuto fare nulla e che era un palliativo e non serviva assolutamente poco o nulla, insomma, e quindi ha fatto solamente da galoppino per il governo. Avevamo, tant'è che in diversi comunicati che si possono andare a recuperare, noi avevamo chiesto l'intervento di un ministro di peso, io avevo pensato alla Lamorgese, e accusai anche di poter istituire una strategia della tensione alla Lamorgese, memore anche di quello che era successo il 9 ottobre a Roma. Quindi è questo, fondamentalmente credevo, credo e continuerò a credere nella buona fede di Stefano, e penso che lui abbia fatto e abbia detto quello che ha fatto e detto quel giovedì in quel video che poi ha circolato, dove lui chiedeva di rimanere tutte quante a casa, e di cui io vi dico la sincera verità, non ero a conoscenza, ne sono venuto a conoscenza successivamente, nelle ore successive, e perché anche ne ho visto appunto quello che è successo all'interno della questura, cioè come poi la Digos e chi c'era lì è rimasta completamente spiazzata da questa decisione. Quindi io temo, purtroppo, che il nostro Stato, oltre che averci combattuto, impietandoci di lavorare, negandoci il diritto al lavoro, negandoci la possibilità di scegliere il tipo di cura, avrebbe probabilmente massacrato anche i cittadini attraverso agenti esterni in quella giornata. E Stefano, penso anche giustamente, abbia ritenuto opportuno non mandare al massacro inermi cittadini, famiglie. Tutto qua. Poi politicamente posso essere anche d'accordo con chi dice che andava fatto lo stesso. Anch'io qualche volta con lui mi sono confrontato anche successivamente su questo tema, non ho problema a dirlo, perché dal punto di vista politico poteva essere anche fondamentale anche arrivare lì, a quel punto, a rischiare che qualcuno si facesse male seriamente, si innalzava sicuramente il livello dello scontro e tutto quello che vogliamo. Però capisco anche umanamente la scelta Ma chi di l'ha messa Stefano. in giro sta voce del blog? Non potrò mai condannarlo per Ti do questo. subito la parola, un attimo. Prego, De Giacomini, prego. No, No, vabbè, tutto qua, stavo- quindi non che l'ho messa, Stefano mi ha detto che c'erano diverse persone che avevano visto che c'erano erano scesi da dei camioncini, avevano visto girare dei camioncini da cui scendevano delle persone che stavano piazzando del materiale in giro per la città per le manifestazioni che sarebbero venute il giorno dopo. Quando Che noi abbiamo materiale? detto Che cosa? Non capiamo, insomma, che materiale? piombini, tubi di metallo, cose di questo tipo, e siccome ci sono molti luoghi dove ci sono delle ristrutturazioni, quindi lì in mezzo a queste cose. Quando noi abbiamo detto, quando Stefano ha detto rinunciamo alla manifestazione, vi posso dire che sono stati letteralmente sbigottiti e hanno insistito, perché siamo stati dentro più di un'ora, perché facessimo quella manifestazione. Onestamente non si è mai visto che la Digos o chi per essi, in quella situazione di crisi internazionale, di pressione che c'era su Trieste, ci volessero favorire. Ma Ecco. capite che, Dopo come hai sentiamo detto, Puzzer, come hai detto chiediamo giustamente, ti come chiedo, Dario ha sentiamo Grossi, come sentiamo Dario, Grossi, poi Puzzer che ci dà il suo come Dario racconto. ha detto giustamente, era importante avere una massa critica di gente anche per fare pressioni sul governo e non spegnere la piazza. Il punto, da quando sono scesi dal palazzo di governo con quei 2 incontri che fecero uno dietro l'altro con il prefetto, è stato tutto andate a casa, vengo io da voi,
vengo io da voi, è stato tutto, andate in Porto Vecchio, è stato tutto un spegnere questa protesta, ci hanno fatto togliere il palco da Piazza Unità che avevano montato quelli del coordinamento No Green Pass, dopodiché questi fantomatici black bloc che ogni volta che c'è qualcosa in Italia che può cambiare un po' un attimo le sorti di questo paese, compaiono magicamente la paura dei black bloc, e noi per la paura dei black bloc mandiamo al macero una protesta quando il coordinamento No Green Pass ha portato un fiume di gente per tutto settembre prima di arrivare alle proteste del porto con cortei oceanici. L'ultimo erano 40.000 persone che giravano per Trieste, tutta gente pacifica, e noi abbiamo avuto paura dei black bloc. È stato tutto un continuo depistaggio, spegnere praticamente il peso politico che avevamo per poter in qualche modo ottenere qualcosa, e di fatto è stato tutto tradito, tutto depistato. Ma di fatto ciò che io recrimino di più a Stefano è il mancato rispetto dell'accordo che i portuali avevano pattuito col coordinamento No Green Pass, cioè il blocco del porto oltranza. Noi non abbiamo fatto la protesta per i tamponi gratuiti, ed è importante che è emerso questa verità finalmente. Cioè io mi ritrovo un procedimento aperto, uno dei 15 procedimenti aperti, perché ho portato tutte le energie, tutti i sacrifici di un coordinamento da praticamente in Porto a Trieste per poi fare la battaglia del tampone gratuito. Benissimo. Sentiamo È Puzzer. una verità storica che emerge finalmente dopo 3 anni. Sentiamo Puzzer. Allora, sull'ultima cosa che ha detto Ugo Rossi, che lui ha fatto la protesta, ha messo le energie del coordinamento per i tamponi gratuiti, ribadisco, le due cose erano ben distinte. Una cosa è la materia sindacale che ha portato avanti il sindacato, e nel momento in cui ha ricevuto i tamponi gratuiti io mi sono dimesso e siamo andati avanti come portuali, chi era d'accordo, e i cittadini siamo andati avanti contro il Green Pass, e l'ho già detto 4 volte. Dopodiché sul palco del gruppo No Green Pass Veneto, che è stato portato via da Piazza Unità d'Italia, io non vedo, e sicuramente non sono stati i portuali a voler che sia stato portato via. Si può parlare tranquillamente con Cristiano Fazzini, che è il presidente del No Green Pass Veneto, che lo può asserire tranquillamente. Non sono sicuramente stati i portuali a volerlo portare via. Per quanto riguarda la manifestazione, io ho parlato con dei miei colleghi che avevano visto questi personaggi scendere direttamente dai pulmini della polizia, vestiti da persone civili normali, e lì ci siamo preoccupati. Nel momento in cui abbiamo iniziato a vedere questi personaggi, ed erano più di 60, noi abbiamo deciso... Stefano, hai visto, scusami se ti interrompo, poi ti do subito la parola. Erano proprio, lo dico tranquillamente, no, erano personaggi... Ti hanno mostrato dei filmini, ma chi te li ha mostrati? Pulmini della polizia, erano dei pulmini della polizia, ma chi te e li ha sono mostrati? scesi... No, li abbiamo visti, i miei colleghi li hanno visti e me l'hanno raccontato, e io ci ho creduto, ho piena fiducia in loro. Dopodiché chi ha mostrato, chi ha visto queste cose, ha portato anche una giornalista a fare un servizio dietro tutti i cantieri aperti che c'erano, proprio in concomitanza con il tragitto che doveva fare il corteo. Nel momento in cui io ho parlato con Dario e con gli altri di coordinamento e ho detto: guarda, io non me la sento di mantenere la mia firma lì, non mi prendo la responsabilità che qualcuno si faccia male e che la città di Trieste venga distrutta, io ho detto: tolgo la mia firma, perché in quel momento c'era la mia di firma. È caduta la... Vediamo se riusciamo a ripristinare l'audio e il collegamento con Stefano. Prego Stefano. No, ci sono. Prego. Non so dove eravate rimasti. No, stavi dicendo che sulla manifestazione in questura c'era la tua firma. E tu ecco, c'era la mia firma, e quando il signor Ugo Rossi dice che io ho depistato, bastava che al posto mio lui andasse in questura a firmare la richiesta di corteo, e veniva fatto. Sentiamo, non si possono fare dilazioni dopo. Sentiamo Rossi su questa obiezione. Dice Stefano Puzzer, lì c'era la mia firma, io avevo ricevuto queste notizie di se poi organizzi la piazza e poi metti la firma tu e prendi in mano una protesta, organizzando e creando addirittura un nuovo comitato, quando c'era già il coordinamento No Green Pass,
Quindi anche quello diceva prima Dario non è vero, perché non serviva creare un nuovo comitato per firmare i comunicati. C'era il coordinamento no Green Pass, venivate a dialogare come si fa, si è sempre fatto in maniera collegiale nel coordinamento no Green Pass, e si faceva un comunicato a nome del coordinamento no Green Pass. Non volevi mettere la firma? Chiamavi uno del coordinamento no Green Pass, l'avremmo messa noi, senza alcun problema. Ma se lo sapevi, quando io ho detto che toglievo la mia firma, potevi andare. Tu ci hai continuato a prendere in giro i giorni successivi. Hai fatto tutto di tua iniziativa, senza confrontarti con nessuno. Se fossi venuto a parlare coordinamento no Green Pass e ci avessi chiesto, io non mi sento di mettere la firma, la mettete uno di voi. Certamente, noi la mettevamo a rotazione la firma. Figurati se ho paura di mettere la firma sulle manifestazioni. Potevi metterla. Certo. È chiaro, sono chiare le rispondi ai messaggi. Da quando ti abbiamo dato l'ok non è più risposto al telefono, al sottoscritto. E guarda, il mio telefono era ormai imbombato di messaggi e telefonate, non rispondevo neanche a mia moglie. Lillo Massimiliano Musso, quindi questa manifestazione fu in sostanza disdetta, insomma non si fece più. Stefano Puzzer ricevette queste notizie di possibili scontri che ci potevano essere a Trieste. Una sua valutazione, diciamo, di questo fatto, sarebbe stato meglio oppure è stata una scelta prudente non farlo? Non ho capito però da chi l'ha ricevuta queste informazioni. Dice che lo ha ricevuto da alcuni suoi compagni portuali, mi sembra di capire, che gli hanno parlato di video e c'era stato anche una inchiesta, insomma un servizio giornalistico, se non ricordo male, della Regoli, giusto Stefano Puzzi? Sì, allora certi miei colleghi mi hanno detto che erano stati visti questi poliziotti scendere e investiti da civili, e poi siamo andati io e altri miei colleghi proprio a constatare questa cosa qui, e nel momento in cui l'abbiamo vista abbiamo deciso di rinunciare alla manifestazione. Che cosa avete visto, Stefano? Facci capire che cosa avete visto. Vedevi i personaggi girarsi fuori dalla questura, perché allora dove si sono fermati i pullman è un posto vicino al Teatro Romano, vicino alla questura di Trieste, quindi non distante, saranno 150 metri a piedi, e li vedevi che andavano avanti e indietro. Anch'io in quel momento non era facile prendere la decisione, ma come ha detto anche Dario, nel momento in cui noi siamo andati dal questore e il questore ci invogliava a fare la manifestazione, addirittura ci ha detto: ma se proprio non volete fare il corteo, fate la statica. Si vedeva proprio che loro volevano fare questo, e secondo noi era una trappola. Difatti a un certo punto, non so se Dario se lo ricorda, io ho proprio detto al questore: vorrà dire che questa volta gli date la paga gratis. Sì. Li date? Cosa gratis? Li pagate gratis, senza che facciano il loro sporco lavoro. È chiaro quello che dice Stefano Puzzer, insomma dice addirittura la Digos, la questura, ci spingeva a fare la manifestazione, abbiamo visto movimenti strani di personaggi strani attorno alla questura e quindi abbiamo temuto che fosse una trappola. Lillo Massimiliano Musso, sentiamo. Sì, quindi possiamo arrivare alla conclusione che la strategia della tensione che abbiamo conosciuto in ogni stagione storica italiana non riguarda Trieste, quindi quel in nome della legge disperdetevi 3-2-1 subito con gli idranti, quello diciamo non rientra in quella logica, anche se poi quella piazza si è riempita per quelle scene. Quelle scene hanno attratto su Trieste da tutta Italia, me compreso, tutte le persone qui presenti comprese, verso quella piazza. Ma quindi questa strategia della tensione, avallata dal ministro dell'ondulazione Lamorgese, portate avanti da Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Qui chiaramente ti assumi la responsabilità di quello che stai dicendo, perché no, ci sono delle sentenze che lo stabiliscono, e voglio dire, questa omertà non si addice al giornalismo, Francesco, perdonami. No, come tu richiami me che sono un avvocato a
i miei doveri, io richiamo te come giornalista ai tuoi doveri. Vale tanto Però, quanto. insomma, stai parlando di strategia dell'attenzione. Voglio dire, Giuliano Castellino e Roberto Fiore sono andati alla CGIL, sono stati arrestati, sono stati condannati a delle pene pesantissime. E allora, quindi che fa? Siccome sono assenti non possiamo fare la cronaca dei fatti? Va bene. Io c'ero a Roma quel giorno, quindi io non parlo di cose per sentito dire. Allora, quindi l'ondulazione è arrivata in Parlamento con la Lamorgese che a delle domande ha risposto in una certa maniera? Perfetto, questa quindi strategia della tensione a cosa serviva? Che già si era verificata il 5 settembre del 2020, attenzione, quando nonna Maura se ne andò e si andò a incatenare al Quirinale attirando una folla da piazza Bocca della Verità verso il Quirinale, bloccata quella folla dal magistrato o ex magistrato Giorgianni. Bene, questa è la prima operazione, cioè quella della strategia della tensione. Si usano nella strategia della tensione inconsapevoli agenti che vengono, diciamo, utilizzati esattamente come il surfista utilizza l'onda. Non puoi prevedere l'onda che direzione prende, ed è sta lì diciamo, l'abilità strategica del servizio nel arrivare. Non avevano mica programmato di uccidere Carlo Giuliani, però una volta che è successo cavalchi l'onda. Ma c'è un secondo schema che ai molti è passato inosservato, che è quello per cui Paragone ha dapprima messo il cappello sul No Paura Day. Non ce ne dimentichiamo le cose se dobbiamo fare cronaca a 360 gradi. Tant'è vero che poi l'inventore del No Paura Day si è candidato con Paragone. E questi sono fatti. No, chiariamo bene perché non si è capito, scusami Musso, non si è capito. Ah, non si era... Allora, Paragone dapprima mette il cappello sul No Paura Day, tant'è vero che l'organizzatore del No Paura Day, che ripudiava la politica eccetera, si è candidato con Vita, però si è candidato. Guarda che Sensini si è candidato con Vita. Con Vita, vabbè, però si è candidato e questo è il punto, ecco. Però dapprima entra nelle piazze, non c'era Paragone. Come ci entra? Attraverso i No Paura Day, ed è un percorso che potete andare a seguire perché è documentato sul web. Con Paragone poi chiedere all'organizzatore del No Paura Day questa cosa, perché io non so dare. Paragone come entra nelle piazze prima di scendere? Paragone era quello con i guantini rosa e la mascherina in Parlamento. Paragone era quello che proponeva le mascherine, i tamponi a 5 euro. Come entra nelle piazze dove effettivamente c'era Rossi, c'era Giacomini, c'ero io? Come ci entra? Le piazze poi sono pubbliche, ognuno può entrare. Attraverso il No Paura Day. Vabbè, insomma. Io mi rifiuto a questo punto di proseguire, perché voglio dire, è una mia opinione, però Francesco non è che deve avere il punto, però le piazze sono delle stronzate. Io parlo di fatti. Poi se vuoi io mi taccio, senza offesa. Stiamo dicendo che le piazze sono pubbliche, immagino che sì, le piazze sono pubbliche, ma come ci entra Paragone? Cioè, com'è che fa ingresso lui che non c'era stato nelle piazze? Non dobbiamo sapere. Cioè, come escono fuori i personaggi nelle piazze? Poi con Puzzer mette il cappello proprio su Trieste, dove si concentrano le attenzioni di tutte le altre piazze. Tutta la convergenza, Trieste chiama, Catania risponde, Trieste chiama, Genova risponde. Ve le siete scordate queste cose o me le ricordo solo io? Poi Paragone mette il cappello su Puzzer, lo ha ammesso, si è candidato con Paragone, Puzzer, e quindi mette il cappello sulla piazza di Trieste. Poi Puzzer invita a non andare più a Trieste, ma di restare nelle proprie città. Sono, diciamo, è una cronostoria fatta nel momento in cui succedeva.
Sì, no, ma non è vero, ma almeno fai la cronostoria esatta, dai, ma non parlare così. Ma non è vero, ma tu non puoi dire che Paragone mette il cappello sulla piazza di Trieste, dai, ma perché dici queste cazzate? C'è una diretta dove dice adesso vi spieghiamo come andiamo avanti, con te Paragone su Molaudace. Ma guarda che allora, intanto lui, e la diretta l'ha fatta anche Toscano, l'ha fatta. Posso completare? Anche Toscano, anche Montesano l'ha fatta la diretta. Le cazzate, ma parlate stronzate. Quindi Puzzer invita a non andare più a Trieste ma di restare nelle proprie città. Le piazze di ogni città si anima sotto leggi morale di Trieste, quindi di Puzzer. Vogliamo negare queste cose? I puzzeriani. E Paragone quindi stabilisce vince. No, scusa, Paragone ha partecipato alle politiche del 2022 dove tu sei stato candidato in più collegi. E quindi? E quindi lo stesso che diceva che te lo firmo col sangue. Quindi non hai mai cambiato idea in vita tua. Stai negando su tutto il resto. Come negato? Io invito tutti ad andare sul canale ufficiale Telegram. E guardate, mi raccomando, ci sono 3 ore di diretta, 3 ore. Dove spiego passo dopo passo quello che poi è successo. Mi raccomando, 3 ore. 3 ore e non 3 secondi. 3 ore. Sei abituato a fare il sindacalista. Io sono abituato a fare l'avvocato, a difendere. 3 ore, mi raccomando, 3 ore. Il tampone a 5 euro, il tampone gratis e la nostra libertà. Ma stiamo scherzando? Cioè, allora, capito? Col tampone gratis stiamo scherzando, tu non hai rappresentato un bel città di noi. E anzi, mi meraviglio. Ma chi l'ha mai voluto fare? Non si capisce nulla, abbiamo anche poco tempo per andare a Paragone. Vediamo un attimo i microfoni, se no non si capisce nulla. Allora, adesso risponde Stefano sulla sua decisione di candidarsi con Italexit, con Paragone, e ci chiarisce questo aspetto.